Siamo col neoassessore Paolo Salemi al comune di Realmonte, che ha particolarmente curato il prodotto 2018 di Scala dei Turchi, Costa Bianca Estate 2018. Ecco, le novità sono tante. Noi stiamo lavorando sul prodotto integrato che è l'insieme delle nostre meravigliose risorse, quindi immaginiamo la Scala dei Turchi, il grande attrattore che ormai ha raggiunto tutto il mondo e non può assolutamente essere senza un prodotto. Quindi il prodotto a questo punto va assemblato ed è l'insieme fra percorsi di campagna, agroalimentare e quindi enogastronomia di conseguenza, ma è anche la nostra meravigliosa Villa Romana. Sapete benissimo che noi abbiamo un sito archeologico del I secolo d.C. e naturalmente gli eventi al Teatro Costa Bianca, gli eventi in questo belvedere, cioè il belvedere della Scala dei Turchi, Giallonardo, la nostra piazza Carricacina. Particolare attenzione stiamo rivolgendo all'enogastronomia, quindi ai vini e alle pietanze del nostro paese, quindi le pietanze tipiche. Noi già è da parecchio tempo che lavoriamo per la valorizzazione delle docugiruni, dei mugliolati e da altre pietanze che sono sicuramente molto importanti per i turisti e i villeggianti in genere. Siamo con l'attrice Berta Ceglie, che è qui presente a questa conferenza stampa oggi a Scala dei Turchi, perché lei è la direttrice artistica della rassegna Maree Mediterranee, una rassegna particolare su cui ha puntato il dito su alcuni aspetti. Quali? Gli aspetti sono molto semplici. La questione è Mediterraneo e Maree Mediterranea significa l'accoglienza, l'accogliere tutto quello che è diventato anche un po', come dire, la questione quotidiana di noi tutti. L'altro evento, sempre l'altro tributo, sempre a Toni per la baronessa dei Carini con Annalisa Cucchiara. Poi c'è un progetto giovani che è molto, molto importante per noi. Sarà, come dire, il capo dello Smeraldo è affidato a un rapper molto conosciuto dai giovani che si chiama L'Elfo. Saranno anticipati nell'apertura da due giovanissimi ragazzi che fanno rap, che sono Leo Kid e Zedda, e io mi auguro che tutti possiate venire a rivedere, a sedervi e a riprendere possesso di un teatro che aveva bisogno di un respiro.